che Shingano aveva intuito bene. 7,49, larghezza 2,30. Beh, 64.000 pipi. Ti portiamo a visitare il Bustner Liseo TD Todio 744G Privilege. Vediamo qual è il privilegio di questo camper. Ah, il gradino, il gradino esterno non mi piace, perché se non ci fosse questo, no, è altino, è abbastanza altino. Questo non mi piache. Scoviamo il privilegio. Bello! Bello cazzo! Bellissimo! Bello! No, mancava un tavolino. Che ho detto anch'io. No, strafigata ragazzi! 7 metri e mezzo. Però vedi la roba sciocca che io odio di queste soluzioni. Allora qui c'è, mi sembra di capire che forse c'è un letto basculante. Esatto, è un letto basculante. Per questa è la disposizione che Shingano ha sempre sognato. L'unica cosa sciocca che hanno fatto qui, e difatti è 7 metri e mezzo, è che c'è la dinetta anche davanti. No, cos'è Andrea? La dinetta è quella dopo Andrea. La silhouette è quella. Cioè 2 mega dinette, che cos'è? Un ristorante o un camper? Dai, per carità, c'è chi ha bisogno di queste soluzioni, ma perché non creiamo anche una soluzione intelligente per chi non ha bisogno di 50 posti a tavola? Perché io qua il ferro di cavallo, ma va bene anche al posto del ferro di cavallo, bellissima con il discorso mobiletti, anche questo divanetto angolare, però con un bel tavolone grande, in modo che uno si mette là, mangia in compagnia, lavora al computer, fa tutte le sue cose, e poi il camper sarebbe finito qua, dalla cucina al bagno, e dopo ci poteva essere direttamente il reparto guida, quindi per cui avremmo potuto avere anche un camper da 6 metri e mezzo, cioè capisci? Marco, ti sei messo nel privé? Cosa è il lavandino? Il lavarotto, guarda il elastico. Mamma mia, è ancora più piccolo di quello di Scarosso. Ma cacchio fai a lavarti il viso? Fate testa qua. Ma dai, ma cos'è sta roba? Purtroppo è un peccato, delle volte si perde su delle robe, guarda. Sì, incredibile, cioè è impossibile lavarsi il viso qua. Vabbè, che vuoi la porta chiusa del bagno? Adesso. Sì, dai, sì. Bisogna trovare il privilegio, perché si chiama privilegio sto qua, bisogna vedere qualche esso privilegio, forse è questa roba qua, no? Domotic, Matic. Ma diventa dinetta anche il coso, sono sei posti letto queste qua? Sì, è quello il bello, che ho detto, il ferro di cavallo dietro, in questo caso è a metà angolare. E il basculante che gli cade sopra? Sì, ok, quindi dormono 2 sotto e 2 sopra, volendo. Questo qua, dove Sì, volendo. Cioè, diventerà un letto con sopra no? Probabilmente, aspetta che mi siedo che mi è venuto mal di schiena. No? No, forse no. Bellissimo ragazzi. Viene via il velcro e va qui sopra. È velcrato. Che bello. No. Là, va via. Stupendissimo. È un blocco. Va dentro. Un blocco perché... Stupendissimo, a parte la doppia dinetta. Tagliamogli via la dinetta davanti, ragazzo, questo è il camper perfetto. Come disposizione, dopo vabbè. 7 metri e mezzo io riprovo. Appunto, 6 metri e mezzo e anche meno ti verrebbe se gli togli la dinetta davanti. È inutile, ce l'hai già qua la dinetta. Cosa serve la dinetta davanti? Ce l'hai già che roba? Sì, per dormire. Ci pranzi in 6 qua. Per dormire ti chiede da buttare che sopra comunque il letto sulla dinetta, e se non si alza puoi usarlo e poi. Vabbè, che cavolo. No, per dire. Sì, è vero, ha ragione anche Fabio, però guardiamo sempre, cioè almeno io guardo sempre nell'ottica il camper per viverci e per viverci da solo, perché il mio sogno è vivere da solo. Spero che l'Alessia non senta, perché nulla c'entra col nostro rapporto, che è una cosa eccezionale, però io ho sempre avuto questa fissa dell'eremitaggio, della mia tana, hai capito? E quindi il camper è la mia stanzetta dei sogni, quindi tutto deve essere... Sì, anche quella tana là, però... Cioè, ma dentro al garage ti metti 7 nani? 7 nani, ho visto, immaginavo. Beh sì, perché... Non è cambia caneve che sta dentro. Ovvio, Forse ti perché... dai su a tocchi che sta a cambiare Ha caneve. tutt'altro scopo. sì, perché siamo bassi, non può avere garage. Però è una figata, è una cosa di... Cavolo, c'è una figata! Dopo i colori sono orribili! Sento aperitivo, faccio qua. Sì, guarda che bello! Se dopo trovi quella lì, scende il letto. Come quelle lì? Una di quelle. Sto registrando. Vabbè, cancellare. Ah, che no? Quindi giù qua. Niente. Cosa fai stasera? Andiamo a letto. Bello. Però scusa, quando quello viene giù tocca... Qua secondo me. Cioè, quando viene giù il letto basculante tocca il cuscino, quindi bisogna togliere i cuscini. Vedi dove arriva? Una di qua. Anche di là. Cosa? Sul motore il trasmissione trazione è di là. Sì. Quindi arriva fino a qua, i mobiletti praticamente arriva qua. Bello, 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 bello. Vediamo qua.
esteticamente osceno, ma come disposizione è fantastico. Io fin qua invece. Sai? Porca, C'ho paura di porco cane schisa, qua ne pressa, come sui film dei mafiosi che schiazzava i tipi sulle presse delle auto. Bello, 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 molto Bene. bello. Va bene, dai. Neanche un difetto su questo? A parte il garage che manca. Vabbè, La doccia è bella, la doccia è grande. le rifiniture, c'è tanta cosa oscena, tante cromature. che faccio una foto che mandavo a vedere. Il lavandino. No, l'hanno di netta. Ah, la botola per la scaletta. È ben micro quella scaletta. No, è sfilata sotto di qua, sai? È quella Ah. con il basculante là. Ah, ok. Ah, perché in più ha anche il basculante, 2 basculanti. Nah. Ragazzi, ti ho detto, tagliamogli via quella dinetta là e viene un camper perfetto, ragazzi. Faccio io un discorso qua con i produttori di camper. Via. Cosa ci possiamo guardare? Erano rimasti cosi, il Chausson, come quello di Tripolo. Ne vedi i camper del Tripolo? Eccoci ragazzi dai Chausson, iniziamo con questo furgonato V594 Max. Ovviamente ti ricordo, queste non sono recensioni di camper, non sono qua a spiegarti nulla, ma siamo semplicemente qua con gli amici a cazzeggiare e a divertirci. Ok, claustrofobia, portami via. Ok, usciamo, via via via. Cosa? È finito bestemare? Cosa? siamo passi, dice quello. Ma se vecchia ormai, Bettusa, Ma perché... guarda, vabbè, I volanti hanno passato qua. Ma va a cagare. ti piace il Licciacolò? Sì. Guarda che tua moglie dopo a guardare dei video, cassi, insomma, vedi te, insomma. beh, ma è da piuttosto usare, il sa. tipo qua. Ostia. Lo sa che lui colleggia quello. Cavolo, è strapieno di Chausson qua. Adesso li vediamo, sono tutti già occupati praticamente perché sono i camper più interessanti. 747 GA, vediamo qua cosa abbiamo. Garage, guarda che bello, guarda che belli Chausson, guarda con questo legno chiaro. Ah, le lucette blu lì no, ci stonano. Là avete fatto una cacchiata ragazzi, piuttosto metterle a luce calda. Guarda che bello, la doccia con la porta trasparente così, guarda, 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 bellissimo. Eccolo, guarda. Questo è bello come No, e sono tutti belli, Chausson e Challenger, mi dispiace ragazzi, dite quello che volete. mi dispiace. Ma sono i camper più belli, cazzo, veramente, esteticamente parlando anche. Sì, no, vabbè, tutto cartone, si sa, però sono belli. Poco da fare, dai, stiamo girando intorno, sta a spaccarlo. E ci saluta anche Ronny e consorte, Ciao, anche loro di ragazzi. fiera in quel di Padova. Adesso hai il coronavirus che ho io, te lo dico. No, no, esatto, quindi è scomparsa. Hai l'aggancio qua dietro. Però quanto durano? Vabbè, Quanto durano? diciamo anche io e Adesso te lo Fabio. Adesso te lo dico, stiamo facendo il test. Però, No, dai, sono sempre geniali Chausson e Challenger, mi dispiace, nulla da dire. a me Fragili, a me- fragili, a me ma- spiace, no, ma generalmente tutti i camper di adesso che ha tanta plastica e tanta roba terrestre in mano. Ma non è questo, più che la plastica, è la qualità della plastica, perché plastica vuol dire niente. Cioè la plastica è un materiale anche abbastanza indistruttibile, voglio dire, dipende da che plastica usi, da come è progettata, dagli spessori, dalle No, ma faccio per forme. dire, vedi anche sopra come hai chiuso il discorso lì della capelliera sopra là, no? Cioè, Queste plastiche qua. Ah, senti vibrazioni, sai, tutto quanto. sì, lo so, però... Cioè, qua, tu senti tutto quanto. Vedi una busa qua, sai da tutto. Insomma, no, ma non questo, tutti è. Sì. Infatti così adesso. Sì, no, no, chiudimela come prima. Vediamo qua, tu sali. Ma... C'è così. Sì. Sì, è un po' Abbiamo l'effetto tutto, bestemmiabile, ma anche questo vale con la porta che separa e crea il privé, stupendo. Bello, eh? Sì. È il lettino sempre quello da coppie che litigano, porca puttana. È vero che lo puoi alzare, metti la prolunga, eccetera, ma sai che rottura di palle ogni volta? Cioè il letto va lasciato già fatto, con i cuscini, il piumone, tutto quanto. No, ne vedo qualcuno, no, sono strettissimi, magari in camera non so se lo noti, anche perché stiamo registrando con una GoPro che allarga. Sì, è una spanna e neanche meso, sì. Sì, è molto stretto, però vabbè, insomma, giustamente se la gente ci va in vacanza è ben più che sufficiente, oppure anche se è una persona sola più che sufficiente, insomma, dai. Chiusura degli oggi, giorno d'oggi. Beh, oddio, 61,4 è come gli altri. No, senti che neanche solo, dipende su come vedi che abbiamo visto prima. Sì. 70 e passa. Questa come disposizione secondo me è anche bella. Mi è piaciuto, anche la doccia è comoda.
Sì, 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 sì. Vedi, tutte... Sì, ok. C'è una portellina là forse. Boh. Delle cerniere là a destra. Ma cosa comunichi? No. Però bello, vedi riscaldato con tutte le sue belle mensolette. No, no. Preso 12 Guarda, la qualità dei come si dice? Sì, dei garage lascia molto a desiderare, almeno a me, su qualsiasi camper. Perché nel garage è dove metti le cose più pesanti e dove hai meno cura di solito ad appoggiare la roba, quindi è quello più soggetto ad usura. Poi c'è anche chi ci monta magari scooter e quant'altro e puoi immaginare. Sì, sì, sono tutti aperti. No, guardavo se era Titanium. quella porta che apre di là. Ah, qua guarda, ti apri. Sì, simpatico. Ma forse può scendere anche di altri. Ah no, tocca già, tocca già. Ma così è già buono dentro, Sì, 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 Qua sì. ci fai quello che vuoi volendo qua, è una Sì. garanzia. In che senso? In che senso? Devi capire il senso. Dai una cosa, Lo tipo alzi? una cosa. Andiamo a vederlo. Allora, questo è sempre Chausson Titanium cosa? 768 XLB. Ha letto quello figo da pincio dietro, i colori non mi piacciono neanche un po', però sto letto, ragazzo, ha sempre il suo fascino, cioè vabbè, può avere i suoi rischi, insomma. Senza criticare nessuno, una cosa che proprio non sopporto è i tappetini nei camper, piuttosto rovino e sporco il parquet. Porta bombole. Cosa? Sì, anche perché da là eventualmente puoi mettere la ruota, no? Certo che ci sta. Sì, no, lo dico che comunque è un ingombro fisso che hai quel vano là delle bombole nel garage. Sì, vabbè, ma una bici ti sta senza problemi, forse Sì. due bici, non lo so, ma boh, Sì, mi aspettavo un vano a bombole, una parete laterale del camper. va bene, dai. Questo qua è il blocco per... Un blocco? Vabbè, un blocco, non si sa mai, un giorno ti serve un blocco, ti va. Bisogna pensare anche al futuro. Eccolo! Oh, baby, understand me. Oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please hold me. I love you like Fontaine e Belmondo. Vai, sigari!